Eder, Mech, Pallister. Ciao Eder, come da titolo, oggi facciamo chiarezza definitiva sulla dinamica della caduta per terra di Lily, una volta raggiunta dall'aggressione fisica da parte dei terzi. Prestate la massima attenzione perché ci sono delle novità importanti in merito. Iniziamo! È assolutamente certo che la caduta non è stata in avanti, perché avrebbe avuto macchiati i pantaloni ad altezza ginocchia. Inoltre non ha le mani sporche, ma ha lesività alle parti esterne delle mani e non interne, per cui la caduta dopo l'aggressione avvenuta da dietro, anche con un ceffone sul laterale della faccia, ci porta alla evidente caduta a modo di tiraggio all'indietro, con un precipitare per terra appunto all'indietro e quel contestuale urtare la tempia laterale che molti non hanno considerato importante, ma che invece è decisivo verso l'avvio della sequenza patologia mortale. Asfittica derivata procura poi la lesività vertebrale, proprio quale esito del contraccolpo da caduta all'indietro, quale parte finale della sequenza di aggressione e caduta. Il dopo prevede una problematica asfittica intercorsa nel quasi immediato con i terzi che non hanno più inciso sul suo corpo, se non ad assistere alla insorgenza del momento asfittico. Ed è in quel momento che Lily porterà le mani e le braccia verso il petto, avendo constatato problematiche respiratorie asfittiche che non vennero, corrette dai terzi evidentemente in panico perché, lo ripeto, l'impressione è che non volessero ucciderla, ma aggredirla sì, quasi in un momento di rabbia e di impeto, in una situazione sfuggita di mano al conoscente terzo. Come vedi, Eder, le TV pian piano raccontano le nostre scoperte già fatte mesi or sono, ultima sullo scooter fatta da te, ma si fermano ad un dato, ovvero pensano al proprietario e non al conducente, del giorno che è una donna rispetto al proprietario uomo rintracciato dalle iene, ma si comincia a parlare delle grotte carsiche e della impossibilità che Lily abbia camminato in quel bosco, perché le suole sono pulitissime e questo ci dà la certezza che con le sue gambe lei lì non è entrata. Auspichiamo quindi una maggiore collaborazione da parte delle TV ed il rispetto per il tuo grande lavoro. Eder, utile alla causa sicuramente, grazie a tutti che ci seguite e buone feste.
Questo tipo di guanti da lavoro in nylon nero rivestito in poliuretano sono generalmente adatti anche per un arrotino. Questi guanti offrono una buona destrezza e protezione, il che può essere utile per maneggiare strumenti affilati e svolgere lavori di precisione. 1. Destrezza. Il rivestimento in poliuretano offre una buona sensibilità al tatto, permettendo di maneggiare strumenti e materiali con precisione. 2. Protezione. Offrono una protezione di base contro abrasioni e piccoli tagli, che è importante quando si lavora con lame affilate. 3. Presa migliorata. Il rivestimento in poliuretano fornisce una presa sicura, riducendo il rischio di scivolamento degli strumenti. 4. Comfort. Il materiale in nylon è leggero e traspirante, permettendo un utilizzo prolungato senza disagio. 5. Versatilità. Sono adatti per una varietà di compiti, rendendoli utili in diverse situazioni lavorative tipiche di un arrotino. Cambiando discorso, trovare tracce di DNA dovrebbe essere facilissimo grazie all'invenzione del biochimico Kary Mullis, il quale ha ricevuto un premio Nobel per questa sua invenzione. Kary Mullis ha inventato un sistema che si chiama PCR e funziona per amplificazione e serve proprio nei casi come questo dove ci sono poche tracce biologiche e sarebbe difficile trovare del DNA. Amplificando il campione invece è possibile ricavare molto DNA ed esaminarlo. Questo test PCR aggiungo che è il test che è stato fraudolentemente usato per diagnosticare l'influenza del 2020, ed anche per l'HIV negli anni 80. Kary Mullis negli anni 90 ha ampiamente detto che questa tecnica non è assolutamente da utilizzare come diagnosi in quanto amplificando i cicli oltre i 30 si possono trovare cose che non c'entrano niente ed avere una diagnosi errata. Inoltre amplificando fino a 60 cicli si trova di tutto in tutti. Purtroppo Kary Mullis è stranamente deceduto nell'agosto del 2019 per polmonite e per cui non ha potuto contrastarne l'uso errato nel 2020. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.